tutti con il dito sul mouse e sullo smartphone e un secondo dopo la mezzanotte il portale regionale delle vaccinazioni era già letteralmente preso d'assalto. La generazione digitale, quella dai 12 ai 39 anni, ha risposto con voce forte e chiara alla chiamata. E devo ringraziare i ragazzi perché l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno ci ha dato 250.000 prenotazioni. I ragazzi stanno dando una dimostrazione. Vi dico ragazzi perché molti sono ragazzi che a 15-16 anni si sono prenotati a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, mezzanotte e 10, mezzanotte e un minuto e 2 minuti. C'è stato l'assalto. Quindi i ragazzi stanno dando una prova, come si può dire, di civiltà che è unica, ma del resto il Covid lo hanno vinto i ragazzi. La campagna vaccinale inizia a diventare molto social grazie alla presenza di nativi digitali e di fasce d'età decisamente avvezze all'uso delle nuove tecnologie. Stanotte hanno fatto veramente le schegge. So che molti hanno anche postato la loro avvenuta conferma, prenotazione, insomma sta girando sui social, quindi bravi, veramente bravi i ragazzi. E ci sono novità importantissime anche per il comparto turistico, che ha bisogno di garanzie e certezze in un momento estremamente delicato. Vi annuncio che da domani a mezzogiorno apriremo le liste vaccinali con i posti in agenda per gli operatori del turismo.